Ecco qua, le cose migliori sono quelle che accadono sempre in campagna, quindi guarda un po' che spettacolo di carne. Wow. Ciao! E oggi Ma queste cose buone sono? tavolatone in terra, non posso prendere le persone, però tutto va avanti. Questo cos'è? Una parte? No, è capretto poi. Capretto? No, questo è la pasta. No, Basta. no, ma non è. Dai, ci siamo. Che bello. Ma da quanto c'è a cuocere questo? Questo ci sarà un'oretta e mezza. Un'oretta e mezza. Ormai è già cotto. Sì, bello. Qui. Non male. Quindi, ostreghette le abbiamo fatte. Anche le disturba. No, almeno 4 volte o 5 a settimana. Buona. Tocca apparecchiare. Queste le abbiamo prese. Lo fa. Ma sono buone, minchia. Quella che mi ha fatto assaggiare, quelle più piccole, sono più buone di quelle che avevamo preso a Sagardiga. Sono belle, sì. Sono belle cremose. Sì, era questa. Wow. Belle. Vi piacciono a voi queste? No? Bene, meglio. Caramelle, ragazzi. Va bene. Eh sì, limone abbiamo. Il limone non è Vabbè. ma lo metto, te lo tolgo dalla pianta, sono due enormi. E poi abbiamo anche da assaggiare, da sgranocchiare qualcosa. Dove date il A chi posto? piace, a chi non piace, però così è, signori. Alla fin fine, cucina sarda e anche questa, bisogna accettarlo per quello che viene, però a molti non piacerà. Ovviamente è un bel letto di mirto. Sì, direi che ci siamo. Che qui c'è correo. Formaggini. Perché non vi mettete Quello è dall'altra buono, parte? Questo di dov'è? Questo di dov'è? Questo qua. Però perché carbone. poi chiudiamo, dai. Belli. Ascolta, dai. Questi sono in Malloredo su Fa male. alla Campidanese, ben conditi di salsiccia, come vedete. Così, andrebbero fatti così. Vabbè, accompagniamo con vino rosé. Diciamo, questo è un vino rosso che picchia, non è Fonte Sant'Angelo certamente. E via, e cominciamo. Buon appetito, signori. Questo è cinghiale locale di Poggio dei Pini, quindi è arrivato nel luogo sbagliato, al momento sbagliato, e l'hanno sistemata a dovere. Vabbè, si sente profumo, adesso mangiamo anche. Buon appetito. Tagliatina. No, faccio il video della tagliatina. Capretto. Sì, un capretto. Non detto, però. Bello. Una bella cosa. Buona. Tosto, Merita davvero, merita. Buon appetito. Voilà. Ovviamente un po' di cinghiale in umido non può mancare in questi contesti, soprattutto di caccia. E quindi adesso facciamo un recchiamino di cinghiale e poi andiamo avanti, ce la possiamo fare, ragazzi. Sta diventando tosta, io sono già pieno. La vedo molto interessante, ma molto in salita, però è un profumo veramente ottimo, quindi legittimeremo. Voilà, guardate che bella cotenne. C'è un profumo. Ciao. Questo è il caglio di capretto, ovvero è l'ultima poppata del capretto
l'ultima. E ovviamente viene conservata nel suo abomino, mi sembra si chiami, nel suo stomaco, insomma, la parte principale dello stomaco, la parte iniziale dello stomaco, perché il capretto ha 2 stomaci, quindi questo è il primo stomaco, quello che raccoglie proprio la poppata, e poi viene messo ad affumicare, verrebbe messo ad affumicare o su una fiamma, cioè non sulla fiamma, no, per carità, ma affumicare col fumo, esatto, in ovile, con il fumo sotto, e poi fa praticamente questa che è una crema, infatti è morbidissimo, non so se riuscite ad apprezzare, ed è storicamente il primo formaggio degli esseri umani, il primo formaggio prodotto, cagliato, è proprio quello derivato dallo stomaco del capretto. Buon appetito signori, adesso vi faccio vedere anche come sarà aperto. Poi. Incisione, giusto per farvi vedere un po' come funziona qui dentro. Adesso praticamente viene fatta una finestrella e poi vedrete proprio la cremosità del contenuto. E poi si spalma, ovviamente, voilà, ha un gusto molto secco, va messo, vedete anche i peli, perché ovviamente la poppata è completa, questo non è quello finto, è quello vero. Possiamo intravedere tutte le specialità di questa delizia, un gusto molto piccante, va messo sul pane, così è mangiato. È molto forte, è tipo il casumarcio ovviamente, però sono 2 gusti molto diversi. Buon appetito signori e buona cena. Un po' di pecorino fatto alla piastra. Adesso può passare. Dai, Allora, facciamo squagliare, poi lo mettiamo sul pane. Questa è proprio una specialità sarda. Voilà. Vai. Voilà. Così è. Così che si vive. Signori. Davanti al prossimo. Salute.